Allora mi spiego dall'inizio del trattamento di questi testi qui alla fine. Allora all'inizio si scava a terra la montagna, poi se passa in ambulassa, si leva bene prie, in italiano... In senese. In senese, non dica più. Si leva bene prie e poi se passa in ambulassa, che viene macchina. A macchina bene pria, viene bella fina, poi a stendo, che può asciugare e poi la travagliare, perché se no le mola non sta insieme. E una volta che le asciuga, la muggio, ne faccio tornare in bello malocco e poi faccio le ballette, le pagnotte, che poi faccio in tuo stampo, e stampo e che asciutta a forma del testo. Tutto questo qui quando l'hai fatto lo metto in sedatoie lunghe e lo faccio asciugare a temperatura normale del su dell'aria, lo lascio un mese, anche due, lascio lì e una volta che è bello asciutto lo pigio, lo metto in forno o in forno a legna che metà addosso, poi la legna è sotto, i testi ben addosso che ne faccio un bello sole che resta da 50, 70, quelli che resta. E poi faccio e lascio lì, ben per due. Quando sono venuti belli rossi, che vedo che i sutta sono venuti rossi, che addosso li levo perché magari ne un po' più freddi, levo via quelli rossi, che rimetto torno alla legna e ricaccio torno gli altri testi. Finché go testa fino a che ce ne più 100, 200, anche di più. E poi metto lì, che mi cerca, che le pronti? Che le pronti per fare le cose. Una cosa interessantissima. Un procedimento antico di una volta, una cosa antichissima.